Cari telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio. Riprendiamo gli appuntamenti anche con l'ANCI del Veneto, ovvero i comuni del Veneto. Diamo voce ai comuni, alle rappresentanze dei comuni che sono riunite nell'ANCI per capire che cosa succede negli enti che sono più vicini ai cittadini, soprattutto a fronte di una situazione che li vede sempre più oppressi, compressi e poi costretti per trovare risorse a pesare sulle casse personali dei cittadini stessi, fin dove è possibile, perché poi naturalmente, abbiamo parlato anche ieri sera in trasmissione, a un certo punto chi non ce l'ha non ce l'ha e questo diventa un boomerang, perché quando i cittadini cominciano a non pagare le tasse perché proprio non hanno più soldi, diventa veramente problematico anche supportarli e aiutarli in questo. Insomma, ci sono diverse situazioni che vanno risolte, si parla appunto di unioni di comuni, si è parlato anche ieri in Consiglio per quanto riguarda la fine che faranno i dipendenti delle province e l'abolizione delle province, come vengono a morire, da chi verrà presa in mano, quelli che sono i ruoli, le competenze, insomma vediamo un po' di capire insieme, le unioni di comuni quanto sono fattibili e poi naturalmente il grande argomento della finanza locale, nei mille rivoli e mille problemi che questa comporta. Di tutto questo parliamo con Andrea Martellato, che è sindaco di Fiesso d'Artico, un comune di circa 8.000 abitanti in provincia di Venezia, che è del direttivo dell'ANCI, si occupa anche di finanza locale ma anche del discorso dell'unione dei comuni, quindi ha dentro determinate dinamiche. Esatto. Di fresca nomina anche lei, perché se non sbaglio c'è stato tutto il giro di nomine, per cui infatti. con ero già inserito nei precedenti 5 anni nella finanza locale, nella consulta finanza locale, e ora anche nel direttivo. E anche nel direttivo. Allora vediamo un po' di capire qualche cosa in più. Si è chiuso un anno, come si è chiuso per l'ANCI? Per l'ANCI sicuramente in maniera positiva, per l'associazione in sé. È un'associazione che dà, a differenza di come magari alcuni amministratori possono pensare, è sempre un'associazione a supporto dei sindaci, delle amministrazioni locali. È un'associazione da ben valutare ANCI Veneto e ANCI Nazionale. L'ANCI Veneto siamo veramente vicini a tutte quelle amministrazioni, anche le più piccole, e portiamo anche la loro voce sino a Roma. E questo è il lavoro dell'associazione, perché se non avessimo l'associazione veramente noi sindaci saremmo veramente lasciati un po' allo sbando e, come dico io, trattati sempre come bancomat fine a se stessi, insomma. Quindi diciamo che risentite di una situazione che vi trascura, ma siccome l'ANCI esiste nel Veneto, esiste un po' in tutta Italia, poi abbiamo Del Rio che è stata... Sì, è stato uno, appunto, esatto, il nostro presidente e quindi anche ministro, e ha anche ma ha preso a fatto cuore una la legge. situazione oppure no? Perché Io credo che quando si arrivano a certi livelli si perda un attimino quello che è il vivere quotidiano in mezzo alla gente, ma non per volere della singola persona, proprio per gli incarichi che ti portano a occuparti a un livello superiore, e quindi perdi di mano il sentire, il volere, l'esigenza del singolo territorio. Ecco perché a Del Rio o anche a Renzi o a chi per esso dovrebbe ascoltare molto di più le associazioni come l'ANCI, ma come l'ANCI soprattutto quelle regionali, che dopo ovviamente confluiscono a livello di proposte nell'ANCI nazionale, però dovrebbero veramente dare una attenzione maggiore, una buona attenzione a questa associazione, perché è quella che riporta il sentire delle singole amministrazioni grandi e anche piccole, soprattutto piccole, perché non dimentichiamoci che su più di 8.000 comuni in Italia ce ne sono 6.000 che sono sotto i 10.000,
abitanti, quindi la maggior parte sono piccoli comuni, e anche la loro voce deve essere sentita, perché anche la loro voce vuol dire cittadini che hanno delle esigenze e delle necessità. Ecco, è la situazione è la stessa, quella che vivete, ne parlavamo prima fuori onda, nel nord Italia, nel Veneto per esempio, o nel sud Italia? Perché prima si diceva appunto che voi siete ridotti al lumicino con il personale, viene a mancare un addetto a una semplice cosa come può essere una biblioteca civica comunale, che però è di importanza sociale, culturale fondamentale. Voi non sapete neanche che pesci pigliare perché siete ridotti all'osso, ma sembra che questa situazione non sia omogenea, orizzontale in tutti i comuni d'Italia. Sì, infatti quello che si accusa un po' i vari ministri che si sono succeduti, i vari governi che si sono succeduti, è intervenire sempre con tagli o decisioni orizzontali. Alcune parti d'Italia, ma non voglio neanche dividere nord, sud, centro, eccetera. Poniamo benissimo anche i comuni limitrofi al mio, ma proprio limitrofi, di pari popolazione, hanno il doppio dei dipendenti. Il doppio Ma dei perché miei si è arrivati a dipendenti. quello che il cittadino non Allora, capire, perché si è arrivati a questa sperequazione e poi andiamo a vedere l'ora, a questo punto dovete fare qualche cosa di importante. ci sono delle scelte e delle casualità. L'insieme di questo ha portato a questa situazione. Scelte di amministrazioni precedenti che quando sono andate via del personale hanno deciso di non sostituirlo o di sostituirlo in un secondo tempo. Nel frattempo sono intervenute delle normative e delle leggi nazionali che non hanno più permesso la sostituzione di questo personale. Poi Fieso d'Artico, come esempio, è rientrata una persona da un comando. Praticamente abbiamo avuto la spesa del personale che si è alzata rispetto a quella che la normativa ci imponeva di rimanere uguale all'anno precedente. Questo qua ci ha fatto andare in penalizzazione e quindi l'anno successivo, che sarebbe stato il 2014, non abbiamo potuto fare nemmeno un'assunzione, non abbiamo potuto spendere un euro in più rispetto a quello che avevamo. Avevo già organizzato tutto perché nel 2015 non avevo più il vincolo, quindi potevo sostituire una persona e mezza che mi erano andati in pensione, una mi era andata era stata trasferita e quindi avevo questa possibilità di assumere. A ottobre è intervenuta una normativa nazionale fatta per allargare un po' le maglie, che invece di guardare l'anno precedente come riferimento guardava la media dei 3 anni precedenti e non bisognava superarla. Fatto questo, io sono ancora fuori e quindi anche quest'anno sono bloccato dalle assunzioni. Cioè, questa è una fatalità perché il governo l'ha fatta per allentare un attimino le maglie, però per Fieso d'Artico è una penalizzazione. Ecco, anche su questo però ho fatto intervenire anche l'ANCI, non solo l'ANCI, perché adesso scriverò anche al prefetto che non potrò dare i servizi, tutti i servizi, lo avviserò di questo perché sono ridotto veramente in una situazione grave. Che non, esatto. Il governo poteva, con l'ANCI ho cercato anche di intervenire in questo, poteva intervenire dicendo facciamo la media degli ultimi 3 anni che è più permissiva, però lasciamo anche quella meno permissiva, cioè quella dell'anno precedente. Quindi lasciamo la rigidità che avevamo e diamo la possibilità di avere anche una piccola flessibilità. In questo modo anche i comuni come il mio, che sono in una situazione tale, seppure applicando la normativa più rigida, avrebbero avuto un leggero beneficio. Adesso vediamo se durante l'anno, io capisco poi il Ministro e il Governo che
Fieso d'Artico è un puntino nella carta ecco, però geografica, appunto, insomma. esatto, bravissimo, Fieso d'Artico un puntino con la rilevanza che può avere, ma allora, siccome se ne parlava anche ieri sera, con tutti i problemi che emergono nell'ambito del sociale, che sono nuove emergenze, le disoccupazioni nuove, le emergenze che un tempo neanche si pensava potessero esserci, persone normali, famiglie normali che entrano in uno stato di affanno, vanno a gravare sui comuni piccoli non ce la fanno. Per cui, dicevo, i comuni di Padova, tutti convergono in comuni più grossi dove magari si spera che ci possa essere un aiuto. Ma perché questi comuni piccoli? Allora l'unione fa la forza, non decidono di chiudere, a chiudere i particolarismi che non è più tempo di poterli avere e si uniscono rapidamente, almeno dando un esempio di rapidità. È questo che non si comprende. Sì, anche questa è una linea giusta, quella delle unioni dei comuni e anche delle fusioni. Allora, nella prima, Fieso d'Artico e il comune limitrofo di Dolo sono 14 anni che sono in unione dei comuni, ancora quando non c'era l'esigenza né di bilancio e nemmeno quella normativa. Oggigiorno abbiamo un'unione dei comuni con 4 comuni, oltre a Fieso d'Artico, Dolo, c'è Fossò e Campagnaluppia. Però anche qui la normativa, la legge ha messo dei vincoli nella spesa del personale, vincoli economici, vincoli di movimento. Faccio un esempio, dal 1° gennaio c'è l'obbligo della stazione unica appaltante e quindi questo vuol dire che deve esserci un unico ufficio per più comuni dove questo ufficio deve fare le gare o acquistare i beni che non sono in MEPA, che è un portale del Ministero. Io per creare questo ufficio che non esiste né nei comuni né in unione dei comuni devo avere almeno un paio di persone che devono gestire i 4 comuni, che stiamo parlando di circa 40.000 abitanti. Devo avere almeno 2 persone. Io non posso assumerle, la normativa non mi permette di assumerle. Allora cosa mi dice la normativa? Le prendi dai comuni, però come faccio a togliere una persona dal mio comune, per esempio, che già sono in criticità e già devo chiudere servizi? Esatto, ma non può essere che il comune limitrofo vi presta viceversa. Qui arrivano i campanilismi, arriva il fatto che l'amministratore del comune vicino dice ma perché devo metterlo io, anche se io ho 3 volte i tuoi dipendenti? Perché devi metterlo perché a questo punto non c'è scelta, bisogna farlo. Infatti. Perché se non si decide di farlo, giustamente... Dopo qua entrano anche meccanismi legati alla politica, legati agli equilibri amministrativi di quel comune, legati anche alla capacità di un amministratore di imporsi anche nella struttura. Perché dopo non dimentichiamoci che c'è sempre la struttura, intendo come struttura i dipendenti comunali, che ovviamente se togli 1 o 2 persone da un ufficio dove ce ne sono 6-7, il responsabile di quell'ufficio ti mette tutti i possibili paletti, perché vuol dire portare più lavoro per coloro che rimangono. No, è vero, questo è comprensibilissimo, soltanto che in una situazione di emergenza in cui comunque il paradosso italiano è davanti agli occhi di tutti, cioè comuni piccoli a questo punto non possono permettersi di riunire tutto il personale, uno semplicizza per dire sentite, questa è la situazione, avete visto quello che rischiate il posto di lavoro, per questo punto è una cosa molto come viene nelle aziende, a volte non vengono neanche fatte le riunioni di compartecipazione, se non forse con le parti sindacali dove queste esistono, e cioè, questa è la situazione, o così oppure si mette in discussione tutto il personale e vengono presi a caso. È questo che dà forse fastidio tra lavoratori pubblici e privati, perché il pubblico si sente sempre in qualche modo si arroga delle posizioni di privilegio, che non è così. Se fosse un'azienda privata sistemerebbe diversamente. Certo. Ecco, perché alla fine se ne parla talmente tanto, però passano i mesi, siamo adesso in gennaio 2015, ormai fine,
però queste non si vedono attuate, con problemi che voi stesso lamentate. Insomma, è giusto che voi abbiate un supporto per la biblioteca dal comune vicino, che vi mandi qualcuno, per il povero cittadino che comunque le tasse penso che le paghi, Certo. pagherà l'ICI della situazione, IMU, quel cavolo che sì. si chiama, tanto quanto l'altro, e dice perché io non devo godere di un servizio? Cioè, obiettivamente bisogna provvedere, non perché se no si rischiano poi le transizioni verso i comuni più grossi che poi si trovano in difficoltà essi stessi, no? In effetti sono d'accordo su questo, e alcune posizioni io sia come Presidente dell'Unione dei Comuni attuale e sia come Sindaco di Fiasso d'Artico le ho prese. Dopo dipende ovviamente da amministratore a amministratore, alcune scelte sai che puoi andare incontro ad alcune prese di posizione da parte dei dipendenti, però a volte sono necessarie, i cittadini ci hanno eletto per amministrarli e quindi si va avanti. Io l'ho fatto, lo sto facendo, continuo a farlo, io sono dell'idea che appunto si fa, si deve fare, si fa. Dopo, se il dipendente crede che sia stato leso qualche suo diritto, dovrebbe innanzitutto dire che il primo diritto in assoluto a lui è garantito, che è quello del posto di lavoro. No, ma infatti, ma qui stiamo parlando non che il dipendente di Dolo va a Messina per sostituire. Sì. No, che resti pure, no, sono d'accordo, infatti. Questo è il fatto, che potrebbe anche al limite succedere, perché a questo punto lo dice, in America ti sbattono da una parte all'altra e stai anche buono, che è così. Qui stiamo dicendo da Dolo finisce a Fiasso d'Artico. Ma le dico che e dico ai telespettatori che questa difficoltà si trova anche solo da cambiare da un ufficio all'altro, cioè di 10 metri, è che in alcune situazioni, e devo dire per Fiasso d'Artico, vista la situazione che tutti stanno vivendo ormai da 2 o 3 anni come dipendenti, non ho mai avuto questo tipo di paletti o questo tipo di barriere, anzi devo dire che tutti quanti si sono sempre dati da fare. Ho degli assistenti sociali che fanno ore anche senza essere pagate, e non solo loro, proprio perché sanno che devono dare un servizio e si sentono responsabili del proprio lavoro. Quindi ci sono, come nel privato, anche nel pubblico ci sono delle persone eccezionali e che sanno fare il proprio lavoro, che lo fanno con passione e che lo fanno con responsabilità. E come nel privato, anche nel pubblico ci sono coloro che stanno davanti il timbrapagelle per aspettare i 3 minuti. Che andrebbero appunto ripresi in qualche modo, vanno ripresi in questo momento. Solo che ovviamente nel pubblico si hanno un po' meno strumenti rispetto al privato. Ecco, quindi questo è un altro aspetto da affrontare. Relativamente all'Unione dei Comuni parliamo anche del discorso della città metropolitana, che ancora non è ben chiara, anzi parlando con i cittadini proprio non hanno capito proprio assolutamente dove si va a parare, e delle province di cui si è parlato. Avete parlato con il presidente dell'UPI Muraro e anche dell'ANCI, la Pavanello, di questa situazione. Cosa sta succedendo? Cioè, che cosa succederà? Allora, nel riordino degli enti locali, sappiamo, sono state tolte le province come ente di primo livello e sono state portate a ente di secondo livello. Questo vuol dire che non sono più i cittadini che decidono chi amministrerà la provincia, ma sono gli amministratori di vari comuni, quindi i consiglieri di vari comuni votano per eleggere l'amministratore delle ex province. Che lo faranno a costo zero, che avranno un compito a costo zero, se no non saranno pagati, e si occuperanno dell'organizzazione della provincia. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, come altre 9 province d'Italia, è stata data l'indicazione di fare la città metropolitana. Quindi è stata data proprio... Verrà fatta la città metropolitana. Quindi è stata nella legge del Rio, è stata identificata Venezia con altre, Milano, Torino, Napoli, eccetera, come città metropolitana. Cosa vuol dire questo? Ecco, sostanzialmente vorrebbe dire un'area vasta che abbia grosso modo gli stessi interessi, quindi economici,
quindi territoriali, che possa promuovere il territorio e organizzata in maniera che il territorio venga promosso sia a livello turistico, ma anche di servizi per i cittadini, ma anche a livello urbanistico. Certo che in questo modo, identificata nell'area dell'ex provincia di Venezia, questo ha poco senso. Cioè la provincia di Venezia, tutto il territorio diventa città metropolitana. Esatto. Ma restano i comuni. Sì. Ecco, sparisce la provincia, al posto della provincia arriva la città metropolitana. La città Cambia metropolitana, nome, sostanzialmente. sì. Competenze? Ecco, le competenze rimangono più o meno quelle della provincia, che aveva la provincia. Cosa differente della provincia di Padova o delle altre province è che il sindaco della città metropolitana sarà il sindaco di Venezia. Quindi avrà una competenza anche, come se fosse anche presidente di provincia, insomma, per intenderci. Esatto. Ecco, e qui ci sta un passaggio un po' delicato che, secondo il mio punto di vista, è sbagliato. Il sindaco della città metropolitana, che è il sindaco di un territorio di circa 1 milione di abitanti, 900.000, è un sindaco eletto solo dai cittadini del comune di Venezia. Quindi risponde solo a questa... Quindi risponde solo al Consiglio del Comune di Venezia e ai cittadini del Comune di Venezia. Perciò, qualsiasi esso sia il sindaco che sarà il sindaco di Venezia a maggio alle elezioni e che si troverà in automatico sindaco della città metropolitana, farà con tutta la propria buona volontà e con tutto, sicuramente avrà un occhio maggiore rispetto ai propri cittadini che l'avranno eletto, ma in maniera non trasparente avrà sicuramente degli obblighi dovuti alle elezioni verso i propri cittadini. Dopo avrà anche l'incarico sicuramente della città metropolitana e ne sono certo, qualsiasi esso sia il sindaco che sarà eletto a maggio, farà attenzione anche alla città metropolitana. Però c'è questo aspetto che non è il massimo secondo me, della democrazia. Un sindaco che rappresenta un territorio e dei cittadini di quel territorio dovrebbe essere eletto da quei cittadini là, o al massimo dai rappresentanti di quei cittadini. Quindi anche il sindaco della città metropolitana, secondo il mio parere, o eletto a suffragio universale o eletto dai consigli comunali dei comuni dell'ex provincia di Venezia. Quindi dice che si può ingenerare questo tipo di problema. Per una volta che uno sa di avere un certo tipo di responsabilità di incarico, può anche uscire dalla veste. Confido molto in questo. Confido molto in questo e spero che qualsiasi sia, e non lo so chi sarà perché non ci sono nemmeno i candidati oggigiorno, quindi quando si dovrebbe procedere alle elezioni? A maggio. A maggio, quindi mi sembra essere il 17. Quindi dovrebbe essere, insomma, un po', si dovrà decidere in qualche modo. Ma che cosa va a cambiare con la città metropolitana? Perché si è deciso, cioè ci deve essere una logica diversa rispetto alla provincia, perché sennò lascia la provincia. Cioè, al di là delle figure... La logica sarebbe quella dell'area vasta, sarebbe quella di... Uno pensa che comunque nella città metropolitana anche i comuni, la potestà comunale venga meno in virtù del fatto che fai parte di una città estesa, no? Dovrebbe essere questo. Dovrebbe essere questo, cioè la città metropolitana dovrebbe prendere a sé delle competenze e andarle a anche togliere ai vari comuni e decidere in virtù di un bene metropolitano, un bene generale del territorio, proprio per promuovere tutto quell'aspetto territoriale, quindi dall'urbanistica ai servizi sanitari. Ma appunto là il discorso banale non tanto, però banale della biblioteca o del dipendente è sopperito grandemente dal fatto che se un altro comune ce l'ha, tu come città metropolitana
crei un Esatto. sistema dove non esiste più questo problema. Qui non esistono duplicati, ma esiste una gestione anche amministrativa unica, per esempio. Dovrebbe essere questo il bene che dovrebbe fuoriuscire dall'istituzione della città metropolitana, ma siamo molto lontani. Io credo purtroppo a malincuore di dire che siamo molto lontani. Si vede anche dalla legge che ha preso velocemente i confini della provincia di Venezia e ha detto tu sarai città metropolitana. Sì, sì, ma ecco. Purtroppo a volte i nostri... Bisognerebbe partire al contrario, no? Bisognerebbe dire quali sono gli interessi che noi vogliamo fare di questo territorio. In base agli interessi di questo territorio, quale territorio rispecchia questi interessi? Bene, tutto questo territorio sarà città metropolitana. Invece qua abbiamo costruito il contenitore e dopo decideremo cosa metterci dentro. Invece dovremmo prima sapere cosa dobbiamo metterci dentro e in base a quello che ci mettiamo dentro costruire il contenitore. Chiarissimo. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi, siamo naturalmente in diretta.